Il Matera esce senza danni dal campionato di C2, accomunando soddisfazione per lo scampato pericolo della retrocessione e amarezza per la mancata promozione che per un momento era apparsa a portata di mano. Sic transit gloria mundi, ciò che il Matera ha fatto in questo campionato e ciò che sull'argomento si è detto e si è scritto è già materiale da archiviare. Ricorderemo solo che la stagione sportiva 81-82 è stata quella che ha posto fine alla parabola discendente della squadra, fornendo indicazioni utili a una possibile risalita verso mete più prestigiose e consone alla tradizione calcistica materana. In tema di indicazioni possiamo dire che quella più utile e significativa è venuta dal Barletta, che ha vinto il campionato con una squadra di giovani sostenuti dall'esperienza di 3 o 4 marpioni. Questa è la formula vincente in C2, un campionato in cui le doti tecniche e agonistiche devono essere sapientemente dosate. Su questa falsariga dovrebbe muoversi il Matera per attrezzare una squadra in grado di puntare alla vittoria del torneo. Ci sarà questa volontà? È troppo presto per dirlo. Il senatore Salerno afferma che i conti non tornano, troppo magri gli incassi, troppo forti le spese. Fra entrate e uscite non c'è proporzione. È un gap che da sempre affligge il Matera. Eppure, una volta, nonostante il gap, la squadra biancazzurra ha approdato alla Serie B. Fu un miracolo? No, solo amministrazione oculata, con scelte tecniche altrettanto oculate e una buona dose di fortuna. Con la stessa oculatezza bisognerà predisporsi al prossimo campionato. In ultimo ci si chiede chi guiderà il Matera nella stagione sportiva 82-83. Chiricallo dice di volersene andare, ma non si può escludere che la sua decisione, presa a caldo dopo un battibecco con alcuni tifosi esagitati, rientri. Al momento comunque non si fanno nomi di eventuali sostituti. Il Matera dunque va in vacanza con poche certezze e con molti interrogativi. Il suo futuro è tutto da programmare.